Amici di Sportisti di buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara numero 19 del campionato di eccellenza, girone A, che vede scendere in campo Bagheria e Marsala. I protagonisti in campo, a dire io fermo il gioco, non lo faccio. Intanto Lonigro fa sul secondo palo, uscita a vuoto del portiere e poi il colpo di testa immediato e vantaggio Marsala dopo appena 3 minuti di gioco. Una doccia freddissima per il Bagheria che non aveva impattato effettivamente al meglio. Adesso vediamo che ha segnato, non si è capito molto bene. Dovrebbe essere Lobosco, dovrebbe essere. Infatti sì, è Lobosco che sta esultando. Sarà giocata, quasi scivola. Ballariano col mancino. Non aveva nemmeno calciato male. Florio, bella palla per Gio, è tutto regolare. Partito prima nettamente Gio con il mancino. Non trova la porta, ma Florio quando dà queste palle, Gio quando si inserisce, questa è veramente una soluzione molto molto interessante. Tutta dentro, arriva Florio, la controlla, Florio mette dentro sta palla sul secondo palo, Caldieraro in maniera forse un po' sporca. Arriva la palla lì e Caldieraro molto largo, molto furbo, molto bravo, fa 1-1. Nisi la mette comunque giù, Ballariano anticipato, ancora corso a giganteggiare, gran palla, Genesio mette dentro e non arriva all'appuntamento qui. Lancia poi, bravissimo qui, il solito Gio a fare un gran lavoro, poi salta l'uomo, Gio ancora, Gio sul mancino, salta sempre tutti, poi scambia, riesce a passare per Vetrano che fa un gran gol, ma tutto parte come sempre da Gio, poi la mitraglia da parte di Vetrano come Batistuta in questo caso, chiaramente sono l'esultanza e fa comunque 2-1. Fascia, intanto corso, bella giocata, potrebbe rientrare sul destro, cerca invece un traversone con Galfano che per poco non ci arriva, pizzo non perfetto qui dobbiamo dire. Bradolin cerca il traversone dentro, la tocca Pennisi che mette in calcio d'angolo, forse il fallo di Gio ma si continua per regola del vantaggio. Costa si è salvato qui il Bagheria perché il Marsala è veramente vicinissimo al pareggio, palla sul primo palo ancora, Lobosco ed è l'ha presa forse con le mani, quasi la mano di Dio sta provato Lobosco, da qui non si era capito, effettivamente sembrava aver anticipato di testa Cannizzaro, però ancora una volta Cannizzaro non può uscire così, perché Costa, poi ancora una volta si continua, attacco, può calciare, Cannizzaro fa un miracolo assoluto, infatti fa proprio questa scelta, si prende anche questo calcio d'angolo, poi fischietto in bocca, triplice fischio e va bene così. Vince il Bagheria contro il Marsala, una super partita con il risultato di 2-1 decisivo, il gol di Vetrano nella seconda frazione.